Presidente Frigato, un'apertura importante a Rosolina per questo punto ecoambiente. Sì, buongiorno a tutti, ci troviamo appunto qui a Rosolina per l'apertura del 12° e ultimo sportello di tutto il territorio rodigino, e quindi tutta la provincia consta in 12 sportelli, unitamente anche al nostro, sapete, sito, il nostro numero verde e anche la nostra app. No, la situazione direi che è abbastanza buona, anche perché sapete che Rosolina, oltre ad essere l'ultimo sportello che abbiamo aperto, sono stati anche gli ultimi a partire con la raccolta differenziata, in un territorio un po' particolare perché siamo nella zona balneare, però abbiamo avuto buonissimi riscontri con dei buonissimi risultati. Io credo, e come dico sempre, che se ognuno di noi da parte sua, con un piccolo sforzo, dà un piccolo contributo, tutti riusciremo in un gran risultato finale. Ecco, gli ecocentri, si parlava che probabilmente ne dovete aprire molti, tra l'altro si sposterà anche forse quello di Rosolina Mare a Rosolina. Sì, adesso siamo prossimi, proprio con il sindaco stiamo parlando adesso per individuare la location più adatta, e anche questo darà un impulso maggiore per quanto riguarda i cittadini di Rosolina per conferire il più possibile in maniera corretta. Fra l'altro ricordiamo che è già attiva la bacinizzazione di tutti gli ecocentri, cioè qualsiasi cittadino della provincia di Rovigo potrà conferire in qualsiasi ecocentro, quindi ci sarà la possibilità, appunto, a seconda di dove si trova, magari per comodità lavorativa o quant'altro, conferire nell'ecocentro limitrofo a dove ci si trova. Questo è un gran risultato, anche perché mette sempre a disposizione maggiori strumenti per la cittadinanza per essere nella condizione di poter conferire in maniera molto naturale e anche precisa e puntuale.